Allora, siamo assieme a Samuele Stefanoni, piacere, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle e appunto Samuele, oggi noi siamo qui a raccogliere una dichiarazione su una questione che per noi qui a Pordenone è molto importante ed è ancora molto dibattuta, quella del circo con animali, però poi si può estendere a tutto il nostro paese perché comunque è una questione assolutamente aperta e da risolvere a nostro avviso, e volevamo capire la posizione del Movimento 5 Stelle, che comunque in parte già conosciamo, la tua visione su questa tematica e anche le prospettive per un futuro. Allora, innanzitutto il Movimento 5 Stelle, come già espresso in passato a livello nazionale e come espresso anche precedentemente, noi con la nostra attività locale si schiera contro le esibizioni di animali nei circhi, a favore delle esibizioni di circhi con artisti, ma assolutamente contrario alle esibizioni di animali. Per questo motivo abbiamo raccolto le istanze e anzi approfittiamo di questa occasione per invitare tutte le associazioni a dare il loro contributo e le loro proposte affinché il nostro lavoro possa essere completato e integrato. In ogni modo noi abbiamo studiato, sappiamo benissimo che già nelle precedenti legislature è stato approvato dalla Giunta Bolzonello un regolamento che andava nella direzione di vietare le esibizioni di animali nei circhi, ma questo è stato in qualche modo vanificato da quella che è attualmente la lacuna legislativa a livello nazionale, tant'è vero che nel 2014 il circo con animali ha potuto esibirsi qui a Pordenone. Quindi cosa possiamo fare? Ad esempio abbiamo preso a modello il Comune di Padova, che ha proposto una delibera, ha fatto approvare una delibera tale per cui i circhi con animali di particolari specie, specie esotiche in particolare, non possono più esibirsi. Questo è già un ulteriore rafforzamento di quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle, la direzione nella quale vogliamo andare. Secondo, noi sappiamo benissimo che a Pordenone ci sono stati degli episodi spregevoli di persone che hanno maltrattato i propri animali domestici, che nonostante tutto, non avendo ricevuto delle condanne, continuano ad avere il diritto di poterli adottare. Ecco, noi vogliamo andare nella direzione che queste persone, anche se non hanno ricevuto delle condanne, non possano più adottare degli animali domestici, perché un animale domestico deve essere trattato nello stesso modo di un essere umano, con la stessa dignità. Abbiamo raccolto anche altre importanti proposte, come possiamo ad esempio attuare dei regolamenti e aumentare i controlli per far sì che vengano rispettate le regole igieniche per l'accompagnamento dei cani, degli animali domestici per le strade, quindi far sì che vengano rispettati gli standard igienici. Vogliamo far sì che venga aumentato, comunque promosso l'utilizzo della pet therapy, e abbiamo comunque in cantiere molte altre proposte che vi presenteremo a breve nel nostro programma, che è in fase di rilascio e che vi invitiamo a leggere e a commentare dandovi i vostri suggerimenti.